Auguri ragazzi, auguri Giancarlo. Oggi sarebbero stati 97. Sempre qui con noi. Auguri. Sempre presente. 3 agosto Giancarlo Gentilini avrebbe festeggiato 97 anni. Nel giorno del suo compleanno un brindisi con il sindaco Mario Conte. E dove, se non ai Due Mori? Qui era facile incrociarlo con gli amici e colleghi o con i suoi cittadini. È tra questi tavolini che dopo la sconfitta alle amministrative del 2013 aveva creato il suo quartier generale. Con vista su Casugana aveva assicurato che avrebbe continuato a vegliare sulla città. Ed è sempre qui che aveva l'abitudine di festeggiare i compleanni. Diventa quindi inevitabile in questa giornata non riportare alla mente tanti ricordi legati a lui da chi lo conosceva molto bene. È stato un grande, come siamo stanchi di dirlo ormai, ha lasciato sicuramente tanta umanità, la sua esperienza, la sua gentilezza e soprattutto il suo cuore per la città. Manca molto anche perché sono nato con lui e dove abitava, quindi mi ha visto crescere. Che ricordo ha? Che chiudevo le buche del condominio sabato e domenica in pantaloncino corto. E in queste ore davvero numerosi post di auguri sui social per lo sceriffo, dai semplici cittadini a chi ha condiviso un percorso di vita e politico stando sempre al suo fianco, come gli amici di sempre Giuseppe Basso e Sandro Zampese. È più di un anno che ha spiccato il volo nel regno dei giusti, eppure è qui nei momenti importanti, attraverso i suoi 1000 insegnamenti che ci tornano in mente ogni giorno. Le persone così non se ne vanno davvero, le parole su Facebook di Basso. Oggi Giancarlo Gentilini avrebbe compiuto 97 anni e come tradizione avremmo festeggiato il suo compleanno ai Due Mori. Caro grande sindaco, ti ricordiamo con immenso affetto, ci manchi tanto. Il ricordo invece dell'assessore ai lavori pubblici Zampese e poi gli auguri del sindaco Conte. Lo ricordiamo sempre con tanto affetto, il nostro sindaco per sempre, frase accompagnato dalla foto dello sceriffo durante il suo ultimo consiglio comunale, con le lacrime e il pensiero rivolto ai giovani. E ancora gli auguri del vice sindaco Maneri in una foto a Casugana al fianco di Genti. E ancora il lungo post di Federico Caner. Per me è stato molto più di un amministratore, è stato un amico, un maestro di vita, un esempio di come si possa servire la propria comunità con passione, determinazione e autenticità. Ciao Giancarlo, tanti auguri, buon compleanno ovunque tu sia. Ciao, ciao. Manca Gentilini, manca. Tanto, veramente. Comunque siamo qua per ricordarlo.